Grazie. Grazie per essere tornati. Abbiamo tante cose ancora da dire. A questo punto vorrei parlarvi di finanza funzionale. Non è un argomento che così a prima vista sembra molto interessante. Comunque in inglese l'opposto di finanza funzionale è finanza disfunzionale. Ed è appunto di questo che vorrei parlare. Difatti al giorno d'oggi molti paesi in tutto il mondo si trovano a gestire proprio questo problema. Penso che il motivo sia che nessuno dei paesi che hanno una moneta sovrana capiscono esattamente che cosa questo significhi. E ci comportiamo come se ci trovassimo di fronte allo stesso tipo di vincoli, come per esempio agiscono i governi, come le famiglie per esempio. Ce lo dicono continuamente, che un governo dovrebbe avere una buona gestione delle proprie finanze. Che cosa vuol dire? Deve esercitare una buona disciplina fiscale, esattamente come si deve fare all'interno di una famiglia. Speriamo che però a questo punto voi abbiate capito che un paese che gestisce o lavora o opera con una propria valuta fiat, cioè legale, non convertibile, il governo non si impegna a convertire la valuta in oro o nella valuta di un altro paese, non si deve necessariamente comportare come una famiglia. Può utilizzare il proprio potere in maniera diversa ed è questo che appunto si chiama finanza funzionale. È ritornato indietro alla lezione di stamattina. Stamattina ho parlato di Abba Lerner. Abba Lerner scrisse molti articoli, libri importanti che hanno influenzato molto del lavoro degli economisti che ora si occupano di MMT. I lavori di Lerner più importanti sono stati scritti proprio quando il mondo si trovava a gestire e a combattere gli effetti della Grande Depressione. Lerner capiva, così come anche Keynes, che la disoccupazione era una caratteristica normale di qualunque economia capitalista che utilizza la moneta. Per Lerner la disoccupazione non era semplicemente una cosa che i paesi debbono gestire, soprattutto in caso di grave depressione o di recessione, ma anche in periodi di normalità, perché l'economia opera sempre con un certo livello di disoccupazione. Lerner, come economista, si avvaleva dell'operatività del sistema economico in maniera molto diversa da quanto si fa da parte degli economisti tradizionali, cioè l'offerta crea una sua propria domanda. I mercati tendono naturalmente ad avere disoccupazione e i governi però si frappongono alla piena occupazione. L'intervento da parte del governo quindi non è necessario ed è destabilizzante. Quando si verifica qualcosa di negativo in ambito economico, il miglior corso di cose per il governo è di tenersene alla larga, lasciar fare, lasciare correre. E i mercati si risolveranno da soli, sono autocorrettivi.
Lerner però non accettava questa posizione, non l'accettava neppure Keynes. Entrambi infatti capivano che le economie di mercato sono complesse e le decisioni prese dai produttori sono diverse e non coordinate rispetto alle decisioni prese dai consumatori, dagli stranieri, da altre aziende, dai governi. Lerner non pensava che ci fosse un meccanismo che potesse coordinare le decisioni relative alla spesa di tutti noi con le decisioni relative alla produzione dell'industria e delle aziende, in maniera tale da far funzionare l'economia in maniera sana, in maniera da poter portare la piena occupazione per tutti. Le aziende debbono produrre oggi senza sapere che gli riserverà il futuro, cioè quale sarà la domanda futura per i loro prodotti. Forse hanno prodotto troppo poco e la domanda invece è molto più elevata. In questo caso c'è un calo delle scorte e questo è un buon segno perché la gente vuole più produzione, quindi la risposta delle aziende è produrre di più. Ma se le aziende producono e poi alla fine la domanda non c'è, allora le scorte cominciano a aumentare e il segnale a questo punto per l'azienda è hai prodotto troppo. E allora che fare? Secondo la teoria economica convenzionale, noi sappiamo che questo non è un problema. Se si accumulano le scorte, calano i prezzi, fino a quando c'è una domanda per tutto quello che è stato prodotto. Nel mondo reale però le cose vanno in un altro modo. Sappiamo come rispondono le aziende quando cala la domanda dei loro prodotti. Rispondono riducendo la produzione e licenziando parte della forza lavoro e questo ovviamente dà il via alla disoccupazione. E quindi è una conseguenza naturale, è così che funzionano tutte le economie di mercato. Non esiste neppure un'economia capitalista in nessuna parte del mondo che riesca a raggiungere la piena occupazione e a mantenerla. Tutte le economie di mercato seguono una ciclicità, cioè hanno quando i tempi sono buoni e la disoccupazione è bassa, si sa che poi ci saranno delle flessioni con una disoccupazione maggiore e quindi a questo punto i governi debbono rispondere alla situazione in un determinato modo. L'opinione convenzionale è che in presenza di disoccupazione le aziende non vogliono assumere i lavoratori a salari troppo alti e quindi la soluzione alla disoccupazione per gran parte degli economisti accademici in tutto il mondo quindi non può che essere abbassare i salari. Quindi troppa offerta di manodopera, disoccupazione, questo significa che il costo della manodopera è troppo elevato, pertanto la soluzione non può essere che ridurre i salari. Se c'è qualcosa che non va sui mercati, è meglio tenersene alla larga, governi alla larga, i mercati si risolveranno da soli. Alle volte gli economisti parlano anche di problemi strutturali sul mercato del lavoro. La disoccupazione esiste perché i posti di lavoro disponibili richiedono determinate competenze che i disoccupati non possiedono e quindi offrono per esempio dei programmi di formazione ai disoccupati. Quindi praticamente bisogna prendere tutti i disoccupati, dargli una miglior formazione, una miglior qualificazione in maniera da permettere loro di trovare un posto di lavoro. I problemi però sono quasi sempre fatti ricadere sui lavoratori. Lerner e Keynes e la scuola dell'MMT rifiuta la nozione in base alla quale tutti i problemi sono causati dai lavoratori. Il problema è che non ci sono abbastanza posti di lavoro. Se per esempio prendiamo 100 cani
e si seppelliscono 95 ossa in un campo. Si dice ai cani che il loro compito è quello di andare a trovare queste ossa sepolte. Qual è lo scenario migliore possibile? La cosa migliore che si possa sperare è che 99 cani arrivino con delle ossa, 5 no. È più probabile che però alcuni cani siano stati fortunati e ne abbiano trovati qualche altro in più, alcuni sono stati più bravi, ne hanno trovati 3-4, quindi il numero dei cani che ritorna senza ossa può essere 10 o 15. E quindi l'economista convenzionale a questo punto riunirebbe tutti i cani, quelli senza ossa, e gli farebbe formazione in maniera da fargli imparare a sniffare le ossa in maniera più efficiente. A questo punto rimanderebbe i 100 cani nel campo e gli direbbe ritornate con l'osso. E ancora una volta, nel migliore dei casi, avremo 95 cani con le ossa. Ma che cosa c'è che non va? C'è che non ci sono abbastanza ossa, non c'è nulla che non vada nei cani. Le ossa sono i posti di lavoro, non c'è nulla che non vada nei disoccupati, semplicemente non ci sono abbastanza posti. Gli economisti pensano che la disoccupazione non sia un qualcosa di inevitabile, ma che sia addirittura una cosa benefica. Gli economisti infatti pensano che la disoccupazione serva a disciplinare il lavoratore, perché se si ha timore di perdere il posto di lavoro è più probabile che si lavori di più, si lavori meglio, per paura di poter perdere il proprio posto di lavoro. Gli economisti pensano che ci sia una contropartita, cioè possiamo avere una minor disoccupazione, ma questo porta a un'inflazione e questo è il male peggiore possibile che ci possa essere al mondo. Quindi sempre meglio tenere un certo numero di persone disoccupate in maniera da non far operare l'economia a livello troppo elevato e riuscire a evitare che i prezzi aumentino troppo rapidamente. E quindi fondamentalmente si definisce la piena occupazione come il livello di disoccupazione che permetta di non aumentare i prezzi. Noi definiamo la disoccupazione nel nostro modello, lo abbiamo accettato e ci fornisce una scusa per non lottare ancora. Praticamente fa parte delle nostre politiche. Il Trattato di Maastricht, per esempio, non include la piena occupazione fra i propri obiettivi, fra gli obiettivi della Banca Centrale Europea. Ha un unico mandato, cioè effettivamente c'è un unico pessimo nemico al mondo ed è l'inflazione. La Federal Reserve negli Stati Uniti ha invece un duplice mandato, perlomeno in teoria. La banca centrale statunitense dovrebbe utilizzare il mezzo politico per tenere stabili i prezzi, ma anche per cercare di incoraggiare alti livelli di crescita ed alti livelli di occupazione. Comunque, in ultima analisi, la Federal Reserve pensa che la stabilità sia l'obiettivo principale, riconoscendo probabilmente che c'è ben poco che una banca centrale possa fare comunque. Le politiche sull'occupazione, quindi, non sono compito della banca centrale, sono compito dei governi nazionali, fanno parte delle loro politiche fiscali ed è lì che le posiziona Lerner. La disoccupazione, comunque, è dannosa tanto quanto l'inflazione per la società. Comporta dei costi tremendi, l'abbiamo visto stamattina, quali sono alcuni di questi costi. Ci sono i costi diretti che sono ovvi.
tutti quelli che non lavorano, che non producono qualche cosa, rappresentano uno spreco dal punto di vista economico, una perdita di produzione per tutta la società e quindi un reddito che non viene prodotto.